Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo. Buona serata, eccoci ancora insieme con lo studio di Koinonia, con lo studio di Romani. Siamo all'interno di una lettera importante, quella che Paolo scrive ai Romani, una parte molto teologica, molto forte, che certifica che Cristo è veramente il Salvatore, che Cristo è veramente colui che completa il patto, che supera quello che il Vecchio Testamento aveva detto, e poi una parte pratica in cui, ribadendo appunto che il superamento del Vecchio Testamento non è una cancellazione, ma è un superamento, è un completamento, nella parte pratica ecco che si è parlato della sottomissione alle autorità. Capitolo 13 ne abbiamo parlato proprio venerdì scorso, sottolineando che la sottomissione alle autorità significa essere sottomessi alle leggi dello Stato, essere sottomessi all'essere cittadini, in questo nostro caso all'essere cittadini italiani e anche europei, perché noi dobbiamo rispettare delle normative italiane ed anche europee. Abbiamo anche detto che senza la sottomissione la fede è un po' zoppa, tra virgolette. La sottomissione è non facoltativa, è obbligatoria. Sottomissione anche nell'ambito fiscale, abbiamo precisato. E oggi assumiamo un'altra responsabilità di fronte a un'altra voce verbale, amare, e che è, come vedremo, collegata a questa che noi abbiamo già sviluppato venerdì scorso, perché anche questa è una legge d'amore, l'essere sottomessi all'autorità, ma è ancor di più una legge d'amore essere sottomessi gli uni gli altri, amarci e renderci conto che viviamo in una stagione storica in cui i debiti sono un ordinario collettivo. Lo Stato si indebita, i paesi poveri sono indebitati con quelli ricchi, i paesi ricchi sono in debito gli uni con gli altri. Qualche volta l'indebitamento è un investimento. Una giovane coppia può acquistare certi beni, un appartamento per esempio, solo se si indebita, se investe. Ognuno deve essere attento e scrupoloso, non fare mosse eccessivamente ardite, non commettere imprudenze finanziarie. È responsabilità morale ritenere che ognuno è individualmente responsabile e nessuno può agire sconsideratamente. Ed è questa la premessa che ho voluto leggere, che riguarda quell'amore del prossimo che troveremo sempre nel capitolo 13 tra i versetti numero 8 e la conclusione del capitolo, il versetto numero 14. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i
desideri. È ingiusto dire qualcuno pagherà. Sono indifferente al bene pubblico perché appunto in quanto pubblico non è mio. Così posso lasciare l'acqua correre, tanto non è mia, la luce accesa nell'edificio che non è mio, i rimasugli del cibo, tante volte anche i miei, e questo è più grave. Facciamo attenzione alle agapi, non sprechiamo, vorrei dire, in questa occasione. Il cibo proviene da Dio, dobbiamo essere grandemente responsabili come atto d'amore a Dio che ci dona questi beni. E allora educhiamo anche i nostri bambini a non sprecare. Siamo dunque cittadini cristiani responsabili e maturi. E in questo mi aggancio a quello che abbiamo detto la volta precedente. La nostra responsabilità davanti allo Stato è un atto d'amore, pensate un po', che sembra una contraddizione nei confronti dello Stato. Dobbiamo amare lo Stato in cui viviamo, dobbiamo amare le circostanze che noi stiamo vivendo, sentendoci fortemente responsabili nei confronti di queste circostanze, anche dei momenti storici di crisi come questo. Abbiamo detto la volta scorsa, siate soggetti alle autorità. Oggi diciamo anche, siate soggetti a voi stessi. Non sperperate i beni. E anche, se non sono vostri direttamente, potrebbero essere vostri in senso più largo della parola, perché potrebbero essere dei vostri figli, potrebbero essere dei nostri figli. Abbiamo tutti una responsabilità diretta verso i nostri discendenti, anche quando non sono nostri, se non abbiamo figli, perché potremmo non avere figli e allora dire io non sono responsabile di fronte ai miei discendenti, ma sono responsabile di fronte a coloro che vengono dopo di me, che hanno assunto la mia condotta. È difficile, ma ognuno può e deve nel suo piccolo essere equilibrato. Non dobbiamo avere nemmeno debiti sul piano morale. Come dire, di una riconoscenza ambigua. Certo, tutti dobbiamo essere riconoscenti verso gli altri, quelli che ci hanno fatto del bene, ma il debito è qualcosa di diverso, è un dover restituire ambiguo, clientelare. Posso usare questa parola un po' mafioso? Io ti do perché tu mi hai dato, io ti debbo restituire. Essere riconoscenti è corretto, dover restituire il favore perché ho ricevuto un favore a mia volta è clientelare. E allora non è più un atto d'amore. Noi tutti siamo debitori a Cristo, questo è il vero problema. Colui che è morto per noi e che è degno di una riconoscenza senza limiti. Sono stato salvato da Lui, non ho un debito con Lui, ho molto di più. Ho nei Suoi confronti un incolmabile senso dell'inferiorità e debbo restituirgli qualche cosa che non gli restituirò mai. Che dire dunque? Che fare? Sta scritto non abbiate nessun debito con nessuno. Però proprio in virtù del sangue di Cristo siete in debito con tutti. Tu sei in debito con tutti per via del sangue di Cristo. Con il tuo fratello, con tuo cugino, con il tuo vicino di casa, con il collega di lavoro, dalla stazione ferroviaria al benzinaio, dall'impiegato del catasto all'insegnante di tuo figlio. L'elenco è infinito. Sei in debito con tutti perché Cristo ti ha donato qualche cosa che tu non gli puoi restituire. Come restituire questo debito? Con amore. E allora l'amore deve essere silenzioso, accondiscendente, al di là della vendetta, del rancore. Sì, chiarezza. Mi hai fatto un torto, non era giusto? Mi hai fatto un danno, sappilo. La chiarezza è importante. Non debbo, in un certo senso,
dimenticare le mie ragioni, perché io devo amare anche me stesso. E a colui che ha mancato nei miei confronti in qualche senso, colui che è venuto meno al suo dovere morale nei miei confronti e io lo riconosco come effettivo problema, io ho anche il dovere di dire ti richiamo alle tue responsabilità, però non ti porto alcun rancore, non sei in debito con me, ma quel che hai fatto non è giusto, te lo voglio dire, lo voglio ribadire, non te lo voglio far pesare, ma voglio farti capire che anche tu devi ragionare su questo problema e tu, riconoscendoti colpevole di fronte a me, avrai dato qualcosa a me che mi spetta e quindi avrai fatto qualcosa di buono per te stesso. Allora riprendi il tuo avversario tra te e lui solamente. Se il fratello pecca contro di te, riprendilo, sollecitalo a capire. Se non vuole ascoltarti, la responsabilità è sua, ma tu non indebitarti con Dio per via del tuo rancore. La risposta dell'amore: nessun debito dunque. Scusate, ma sì dai, un debito l'avete, un debito che diventa un credito. Amore reciproco. Chi ama è riamato. Sì, lo so, non è sempre vero, ma amore è un debito che va saldato. L'amore è una legge, è un obbligo da assolvere e non è temporaneo, è definitivo, è sempre, è per sempre. Un tempo in Italia c'era la leva obbligatoria e i giovani dovevano assolvere questo debito verso lo Stato. Qualcuno di noi che ha più anni se lo ricorda. Un anno circa di leva, poi la leva obbligatoria è stata abolita, ma un anno di restituzione allo Stato ci voleva, è finita. Gridavano i giovani che finivano e che uscivano per l'ultima volta dalla caserma. È finita. Il debito con lo Stato l'abbiamo saldato. Anche noi che abitavamo al confine sapevamo che quei ragazzi non sarebbero mai più tornati, non sarebbero mai più stati richiamati alle armi. La nostra era un'illusione un po' giovanile, perché anche quella volta i rischi del conflitto causa il mondo diviso tra occidentale e orientale c'erano, ma noi eravamo convinti con una sicurezza quasi incosciente che non sarebbero mai più tornati, che il debito della leva era stato assolto. Il debito dell'amore invece è un debito costante che non si assolve mai. Non lo assolvi mai, devi sempre amare qualcuno, anche i nemici. Una cifra da spendere ogni giorno verso chi ti ama, ma anche verso chi ti sopporta, che ti piace, che non ti piace. Un debito verso chi ti odia, un debito d'amore anche verso chi ti disprezza, un debito d'amore verso chi ti sfrutta, chi ti deruba, ma soprattutto, sottolineato, verso chi è tuo fratello in fede, verso chi siede accanto a te la domenica, cerca di conoscere i suoi drammi, i suoi problemi, i suoi problemini e accompagnalo con la preghiera nel corso della settimana. Accorgiti del tuo vicino di sedia e amalo. Sei in debito con lui? Telefonagli. Non dimenticarti di lui. È importante anche che tu capisca che nel momento in cui ti avvicini in questo modo al tuo fratello, migliori te stesso. Lo ami anche dicendogli che
che la vita sua potrebbe essere migliore se viene ad ogni incontro di koinonia, viene ad ogni incontro di preghiera, viene ogni domenica nella chiesa dove Gesù Cristo ha comandato ai suoi di convivere un tempo insieme. Bisogna che tu lo sappia, bisogna che tu sappia quindi esortare, accompagnare questo fratello se ha bisogno, amarlo, anche se è antipatico, anche se è spigoloso, anche se non ti guarda, anche se ti dimostra apertamente che non ha bisogno di te, che non ti vuole. Leggiamo insieme Matteo 22, alcuni versetti da 35 a 40 e scopriamo come il Signore Gesù è come sempre il Maestro in modo definitivo di ogni verità, di ogni incoraggiamento, di ogni sollecitazione. Matteo 22, 35, 40. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Il secondo comandamento quindi è simile al primo, non soltanto ama Dio, cosa che dobbiamo ricordare a noi stessi ogni giorno, perché siamo ogni giorno carenti nei suoi confronti, debitori nei suoi confronti per questo amore che non gli doniamo. E il secondo comandamento è simile al primo: ama il tuo prossimo. E in questo c'è un'altra affermazione che possiamo scoprire nelle scritture. Andiamo in Prima Giovanni al capitolo 3, i versetti sono tra l'11 e il 23. Sentiamo un po' la parola. Sta scritto: poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Qualcuno dice: ma io non odio mio fratello. Ma l'indifferenza, la freddezza, come la chiamiamo se non odio? Vado avanti, sono al versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo dalla verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio
e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Osserva bene appunto questa voce odiare, che è una voce che ci porta nell'indifferenza, non sempre e soltanto nel disprezzo e nel rancore. Amare spesso è rimproverare. Gesù amava Gerusalemme, anzi, quanto gli pesa, pensate, sottolineare alcune cose di Gerusalemme. Gesù amava Gerusalemme? Potremmo dire senza dubbio sì, è la sua città, lui era nato a Betlemme, ma comunque Gerusalemme era la sua città, era la sua regione, era la Giudea. Ma sentiamo quanto l'amava leggendo Marco 23 e lo leggiamo dal 37 a 39. Andiamo a cercare il Vangelo di Marco al capitolo... il Vangelo di Matteo, lapsus lingue, come si suol dire, Matteo 23, dal 37 al 39. O Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, sotto le ali, e voi non avete ascoltato. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Amen. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Gesù ha amato il suo popolo ebraico e lo amerà ancora, eppure ha parlato chiaro. Leggiamo ancora Matteo tra il 29 e il 36, quindi tornando indietro di alcuni versetti rispetto a questi che ho letto adesso. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti. E colmate pure la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della genna. Perciò, ecco, io vi mando dei profeti e dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città finché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste tra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione. Amare qualche volta vuol dire anche parlare chiaro, non per disprezzo, non per odio, ma per correggere. Qualcuno ha sentito questo messaggio e ha cambiato atteggiamento. Anche Paolo era un grande persecutore dei cristiani, era uno che uccideva i profeti, ma ha sentito la voce di Gesù Cristo. Ora dobbiamo pensare che anche noi, con garbo, dobbiamo dimostrare amore correggendo. Se il nostro interlocutore è facile, sarà tutto facile, ma se il nostro interlocutore è difficile ugualmente. La parola dice ancora: siamo giunti in un momento cruciale. Ci dobbiamo svegliare dal sonno. Dobbiamo farlo un po' tutti. Abbiamo vissuto anche nel tempo più faticoso del Covid
il Covid non è concluso, è un tempo storico che vivremo ancora, ma la fase più delicata l'abbiamo superata. Ora, nel momento del Covid abbiamo scoperto alcune cose, anche facili. Per esempio, in una certa misura è facile anche sentirci online, perché io parlo per me, ma quanto è comodo stare a casa, in poltrona, oppure con la televisione lì attaccata che appena finisce tutto, invece di fare la strada da qui a casa mia, accendo e guardo subito le mie cose preferite. È tempo di svegliarsi dal sonno e dobbiamo farlo un po' tutti. Talvolta ci svegliamo nella nostra vita di mattino presto e ci rendiamo conto che siamo ancora un po' intorpiditi. Anche qui, dal punto di vista spirituale, possiamo risvegliarci ed essere un po' intorpiditi, ma dobbiamo capire che la salvezza è vicino. Siamo salvati, ma non è ancora compiuto il ritorno di Cristo. La salvezza assoluta, nonostante la completezza, non è ancora esaurita, non è ancora finita. Siamo, come spesso abbiamo detto, in questa tensione tra il già e non ancora. A notte avanzata si comincia a vedere il bagliore. L'ultima volta che ho visto sorgere il sole è stato in auto andando verso Roma a un incontro nazionale dei Gedeoni, e in quella notte mi ricordo che vedevo questi bagliori luminosi, un po' a Roma Nord si cominciava a vedere questa luce, perché partimmo di notte fonda e si cominciava a vedere questa luce. Allora questa luce che si comincia a vedere, oggi noi la cominciamo a vedere sul piano della compiutezza dei tempi. Questa illustrazione potrebbe essere forse buona per indicare che sta per ritornare Gesù. Paolo qui ai Romani lo dice: indossiamo le armi della luce, siamo i soldati, il soldato ha le armi. Appena svegliatosi, il soldato si veste. Anche noi svegli dobbiamo vestirci e indossare le armi, questa dell'amore, della quale abbiamo parlato finora. Questa arma della luce. L'amore non gozoviglia, mangia con piacere, ma non esagera. Non si ubriaca. Anche il Signore Gesù ha portato il grande miracolo della trasformazione dell'acqua in vino ai suoi amici, ma non si è ubriacato. Rifugge l'immoralità, non è mai dissoluto, non è geloso del successo degli altri. Può essere anche in misura equilibrata, orgoglioso dei propri successi, ma non può invidiare quello degli altri. Non abbiate cura della carne. Non soddisfatte quelle richieste. Andiamo a cercare la lettera che Paolo scrive agli Efesini per trovare un'altra indicazione. Al capitolo 5, tra i versetti 3 e 18, ve li voglio leggere tutti. Come si addice ai santi: né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli.
Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli della luce, quella luce che abbiamo visto balenare nella nostra vita, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Guardate la voce verbale, esaminando, stiamo attenti a quello che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso persino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Insomma, due atti d'amore emergono tra le tante cose che abbiamo letto: il ringraziamento e la denuncia. Guardate un po', abbiamo trovato con forza che il capitolo che abbiamo letto anche precedentemente ci rimanda ai ringraziamenti. Ringraziate Dio di quello che vi dà e denunciate le cose negative. Qualche volta abbiamo anche trovato il cristiano è dormiente, altrimenti l'Apostolo non parlerebbe di risveglio se non sapesse che noi ogni tanto ci addormentiamo. Quando è dormiente il cristiano in che cosa viene meno? Viene meno nella lettura, nello studio, nell'evangelizzazione. Insomma, siamo sempre cristiani, siamo sempre salvati per il sangue di Cristo e non per i nostri meriti, ma siamo poco attivi. Dobbiamo togliere il pigiama, vestirci e uscire. Arrivederci, buonanotte.